Nel cuore del Veneto, il ristorante Abate Toaldo celebra l'eredità di Giuseppe Toaldo, abate, scienziato e visionario dell'età dei lumi. È nato nel 1719 a Pianezze. Fu un uomo di fede e di scienza, capace di coniugare spiritualità e ricerca, teoria e applicazione. Il ristorante Abate Toaldo porta il suo nome per onorare la sua visione, un sapere che nutre, ispira e migliora la vita. Qui ogni piatto è un tributo alla curiosità, alla bellezza e all'ingegno. Un'esperienza che unisce gusto e memoria, scienza e passione. Siamo oggi al ristorante Abate Toaldo a Piavon di Oderzo. Ai microfoni di QDP News andiamo a conoscere il titolare Luca Bragato. Luca, ci racconti il momento in cui hai capito che la cucina sarebbe diventata la tua vita? Allora, in realtà tutto parte nella mia giovane età, quando cominciavo a dare una mano alla nonna, alla mamma a casa a fare il pasticcio, i gnocchi. Ho un ricordo indelebile anche dei dolci, le pesche che usavano quel liquore, il kermes, quel colore bellissimo e poi ci mettevano lo zucchero sopra. Insomma, quelle cose lì che mi avevano preso, diciamo così, di primo impatto. Poi non dico quando andavano tutti quanti a lavorare, io a casa da solo facevo il disastro. Proprio come l'abate Toaldo esplorava con curiosità i segreti del cielo e della natura, così qui l'arte della cucina nasce da piccoli gesti e ricordi di infanzia. Ma l'eredità di Toaldo non è solo ispirazione. Fu anche professore all'Università di Padova e primo direttore della Specola, dove studiava gli astri con lo stesso rigore con cui oggi si studiano gli ingredienti perfetti. Fu tra i pionieri della meteorologia sperimentale, disciplina allora agli esordi, e sviluppò teorie innovative sulle relazioni tra maree, fasi lunari e fenomeni atmosferici, basandosi su dati statistici e osservazioni rigorose. Poi c'è stata quella volta in cui erano sparite le uova, sì. Ci racconti un po' l'aneddoto? Quell'aneddoto della nonna che mi ricordo, arriva a casa la mamma da lavoro e fa: guarda che hai un più di un mese che non raccolgo uova nel pollaio. Io mi sono incementato di fare una torta, ho passato le uova con la terra e l'ho presentata alla nonna. E quando ho visto questa bellezza ho detto: mamma mia, cosa hai fatto, Luca? Gli ho detto: guarda, non ho preso le uova, le ho rotte, le ho impastate con la terra. E così è venuta fuori la storia che avevano trovato il ladro di uova. Io ho sempre mantenuto questo fascino per la cucina. Ma la cosa che mi ha entusiasmato di più, anzi che mi ha catturato di più, è stato i sapori e il gusto che in pratica mi impregnavano, diciamo, proprio nella mia mente. E lì probabilmente, speriamo sia anche una dote, perché ce l'ho ancora ad oggi, sempre di andare alla ricerca del gusto, che è una cosa fondamentale. Ho capito che c'era qualcosa in me che mi avrebbe portato avanti come lavoro. E anche dei colori degli ingredienti, dicevi? Quello è una cosa che mi ha sempre entusiasmato, perché avendo comunque avuto anche da bambino la passione del disegno, della pittura, il giallo, il rosso, il verde delle verdure. Poi non ne parliamo, io vivendo in una zona balneare, con i colori del pesce, quando arrivava la vespetta e dietro portavano il pesce, e vedevi questi pesci con colori brillanti che erano una cosa veramente stupenda. Un altro ricordo, mi ero incapricciato che volevo andare a lavorare in uno dei più buoni ristoranti di Cortellazzo, di Jesolo, il famoso ristorante La Darsena. E lì era il periodo che avevo appena terminato gli studi. Sono andato direttamente a chiedere il lavoro, solo che era il periodo invernale. E mi fa: guarda, noi non possiamo prenderti. Io ero incapricciato che a tutti i costi volevo entrare in quella cucina.
E allora mi fa, guarda, io ho mio papà che ha una fabbrichetta di lenti, che bisogna grattare le lenti, fa se vuoi vai lì intanto e poi ti assumerò quando arriverà la stagione. Mi sono fatto 6 mesi di manovalanza, di manovalanza a grattare lenti pur di entrare dentro in quel ristorante. E così, mentre la passione per la cucina di Luca prendeva forma tra aneddoti e ricordi, c'è un filo di sapere che attraversa il tempo. Scienziato moderno e divulgatore instancabile, Edoardo fu anche un fervente sostenitore del parafulmine di Franklin. Grazie a lui il dispositivo fu installato sulla Specola, sulla cattedrale di Siena, sul campanile di San Marco e persino sulle navi della Marina veneziana. Con i suoi trattati contribuì a superare i pregiudizi popolari e a diffondere una cultura della protezione elettrica. Noi diciamo già da anni lavoriamo prettamente carne e pesce. C'è una parte inizialmente più sul pesce, viene un po' più richiesto, però non dimentichiamo anche l'altra parte della medaglia sulle carni. E così abbiamo poi anche creato anche degli abbinamenti. C'è qualche piatto azzardato sulla carne e il pesce. E proprio come ogni piatto racconta una storia e lascia un ricordo nei nostri ospiti, così la storia dell'abate non si fermò qui. Fu lui a introdurre il computo del tempo alla francese, sostituendo l'antico sistema italico con quello moderno che usiamo ancora oggi. Un cambiamento epocale che suscitò stupore e resistenze, ma che segnò il passaggio verso una nuova era. Toldo fu un membro di prestigiose accademie europee, traduttore di testi scientifici, studioso di orologi, barometri e strumenti di misura. Alla sua morte nel 1797, Padova lo salutò come un grande maestro e un insigne scienziato. Gli è stato persino dedicato un asteroide nominato 23.685 Edoardo. Che emozione vorresti che provassero i tuoi clienti quando assaggiano un tuo piatto? Beh, la cosa più bella è presentare un piatto di qualità. La cosa che cerchiamo di più del ricordo dei nostri clienti è che siano appagati di quello che noi presentiamo. Perché in realtà abbiamo un lavoro enorme dietro le quinte per poter fare un piatto e sarebbe peccato non fosse ben accolto, Apprezzato. ben apprezzato. Ma la cosa che noi ci teniamo di più è la cosa che ci tengo di più io è che il cliente sia pagato nella piacevolezza. Non è facile incontrare i gusti dei propri clienti o centrare il gusto dei propri clienti. Però se facciamo dei piatti semplici o comunque facciamo dei piatti genuini, alla fine viene sempre ripagato. Paga sempre. Viene sempre ripagato. La qualità si ripaga sempre. La cosa più bella è dei nostri clienti quando hanno questa emozione che ti vengono a dire: ah, guarda, non ho mai mangiato un piatto così buono. E lì ti ripaga anche il sacrificio e la fatica, certo, del lavoro. Luca, allora grazie, congratulazioni per tutto e buon proseguimento. Grazie a voi.